Io cercherò di non essere troppo lungo e neanche di riassumere ovviamente un libro che compie una ricerca che data da parecchio tempo e quindi dovrei, per riassumerlo, ripercorrerla tutta. E cercherò invece di mostrare il senso di questa interrogazione anche nel modo più diretto e semplice possibile, in modo che mi auguro che possa essere compreso anche da quelli ovviamente che non hanno una eccessiva dimestichezza con la storia della filosofia. Husserl, uno dei più grandi filosofi del Novecento e uno dei più grandi filosofi europei in generale, nel pieno della tempesta degli anni 30, esiliato, aveva perso la cattedra, aveva perso la casa, aveva perso tutto, e scrive un'opera importantissima che si intitola appunto Crisis e riguarda il senso delle scienze europee e la loro storia, il loro destino. Esce con una frase di questo genere, anzi con questa frase: la rinascita d'Europa, era gli anni 30, quindi l'Europa sfasciata completamente alla vigilia della guerra, la rinascita dell'Europa, die Wiedergeburt Europas, la rinascita dell'Europa può avvenire soltanto dallo spirito della filosofia. Io cercherò di spiegare perché sono perfettamente d'accordo con questo. Naturalmente, se pensassi che la filosofia è una disciplina, una sorta di mestiere a parte, uno specialismo, magari addirittura non solo diverso, ma magari addirittura contrario al metodo, alle procedure e al rigore proprio delle scienze cosiddette esatte, la mia frase non avrebbe alcun senso, e neanche quella di Husserl. Quindi, anzitutto, occorre spiegare come sia una leggenda della cattiva filosofia e della cattiva scienza l'esistenza di questa separazione tra filosofia e scienza, termini che in greco sono assolutamente sinonimi. Filosofia ed episteme in greco sono la stessa parola, indicano la stessa cosa. Da dove viene questa idea di una separatezza? Beh, viene da un certo sviluppo che hanno avuto le scienze nel moderno, nell'epoca moderna, le scienze da un lato e le filosofie dall'altro. Le scienze esatte hanno avuto uno sviluppo, le scienze cosiddette esatte, sono esatte, ma vedremo in che termini, hanno avuto uno sviluppo dominato dai paradigmi propri della rivoluzione scientifica e della fisica classica, cioè paradigmi di tipo deterministico e meccanicistico, che poi sono stati teorizzati attraverso una cattiva filosofia da positivismo prima e neopositivismo dopo, e questo ha determinato, prima da parte delle scienze e poi azione e reazione da parte del discorso filosofico, un radicale male inteso. Filosofia e scienza hanno cominciato a male intendersi reciprocamente, poiché la filosofia, il linguaggio filosofico, il discorso filosofico non poteva adottare il paradigma deterministico-meccanicistico, cioè non avrebbe mai potuto essere esatta come lo sono le scienze, quelle scienze. È evidente. Quando la filosofia con Kant l'indirizzo trascendentale e intende non solo comprendere le forme in base alle quali il nostro intelletto può determinare, può giungere a definire leggi della natura, ma anche perché
anche queste sono componenti della nostra anima, quali sono le forme trascendentali del nostro comportamento etico e quali sono le forme trascendentali del nostro giudizio estetico, è evidente che se la filosofia deve affrontare questi temi non può adottare criteri di esattezza propri delle scienze della natura. Non sarebbe esatta se lo facesse, perché se io per definire un oggetto adopero un campo specifico, adopero criteri e procedure che sono propri di un altro campo, non sono esatto, faccio un errore. La mia esattezza è un errore, no? Se io in un campo che non è quello matematico adotto procedure proprie della matematica, non è che sia esatto e che mi avvicini di più all'esattezza, compio semplicemente un errore. E questo l'aveva già chiarissimamente spiegato Kant. L'oggetto della filosofia ha a che fare intrinsecamente con la scienza, perché per Kant l'oggetto della filosofia è anche quello di definire le forme trascendentali dalle forme estetiche, spazio-tempo, alle forme proprie dell'analitica trascendentale. La filosofia ha anche il compito di stabilire in base a quali principi operi l'intelletto, che è quella facoltà del nostro animo con la quale noi possiamo giungere a definire leggi della natura. Quindi per Kant vi è questo intrinseco rapporto tra filosofia e scienza. Tuttavia il campo di indagine della filosofia, del fare filosofia, se vuole essere esatto secondo i suoi principi, non può scimmiottare le procedure della scienza della natura e tantomeno della matematica. Perché dico tantomeno della matematica? Perché la matematica costruisce il suo oggetto. La matematica pura costruisce il suo oggetto. Mentre la scienza, mentre la filosofia ha a che fare con che cosa? Con la realtà. Con la realtà, ta phenomena, che non ho costruito io, che non è una mia costruzione. La cosa straordinaria, potremmo dire, è che la matematica, appunto, poi funziona per quanto riguarda le scienze della natura, e che non significa che la matematica non possa anche in qualche misura funzionare anche per quanto riguarda campi specifici delle scienze umane, ma questo è un altro discorso. Quindi il male inteso, il malintendersi, il fraintendersi tra i due deriva da una certa storia, un certo sviluppo delle scienze, ripeto, di carattere sostanzialmente meccanicistico, deterministico, la grande fisica classica, e da una filosofia che, a mio avviso, si è un po' arresa al paradigma. Ha detto sì, la scienza è quella roba lì. La scienza che cos'è? La scienza è, nell'ambito delle scienze, dico la proposizione chiave di una grande critica neopositivista alla filosofia, no? Le scienze, e cioè ogni discorso sensato, cioè scientifico, ha a che fare con l'essente, con la cosa. E al di là dell'essente c'è niente. Questo. Quindi la filosofia, non prendendo in considerazione l'essente nella sua determinatezza, in realtà parla di niente. Metafisica, cioè mondi al di là, mondi oltre, mondi che non hanno nulla a che fare con l'essente. Stranamente, in qualche modo, la filosofia ha accettato questa visione della scienza, cioè che la scienza, attenzione, ma che la scienza avesse a che fare con l'essente e riducesse tutto all'essente, punto. La filosofia ha come interiorizzato questo punto di vista.
neopositivismo, la scienza ha a che fare con l'essente e la filosofia è metafisica in quanto è oltre, al di là di ta fisica. Gran parte della filosofia contemporanea ha interiorizzato questo punto di vista, ha detto sì, la scienza ha a che fare con l'essente, aggiungendo, e fa del niente niente. La scienza ha a che fare con l'essente e riduce tutto all'essente, che è esattamente il punto di vista neopositivista. Quello che ha rivendicato il neopositivismo, cioè tutto ridotto all'essente. E oltre niente. E la filosofia dice no, c'è oltre, ma, primo aspetto fondamentale, accoglie sostanzialmente il punto di vista scientifico, cioè che la scienza ha a che fare con l'essente e riduce tutto all'essente e dimentica l'essere, dimentica, oblia la differenza ontologica. Tutto è essente e nient'altro che essente. Errore! Questa è la tesi del mio libro. Noi dobbiamo sgomberare il campo da questo errore. Da questo errore. La scienza contemporanea non è affatto vero che riduca tutto ed esclusivamente all'essente in quanto calcolabile, misurabile, esattamente. Questo è il paradigma positivista, neopositivista, non è il paradigma della scienza contemporanea, almeno a partire dai grandi autori della crisi, da Mach a Boltzmann, a Einstein, per continuare con gli Heisenberg, con i Pauli, eccetera, 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 con i Bohr. La grande scienza non ha nulla a che fare, del Novecento, non ha nulla a che fare con l'epistemologia neopositivista. E quando la filosofia, certa filosofia, parla della scienza, parla di questa scienza che non è la scienza contemporanea. O non è soltanto un aspetto, non è soltanto una dimensione, che non è certo quella che crea, tra l'altro, poi anche tutti i prodotti della tecnica da cui siamo pervasi. Perché la tecnica è contemporanea è il frutto di una scienza che non è deterministica, che non è meccanicistica, che non ha nulla a che vedere con l'epistemologia neopositivista. Il modello ontoteologico è, a mio avviso, il grande pesa sulle vicende della filosofia contemporanea, della filosofia attuale, in modo assolutamente negativo, e occorre farci i conti. Perché? Perché questo paradigma ontoteologico, spiego brevemente, un discorso che onto, teo, Dio, un discorso che fa del Dio, del divino, dell'essere, chiamatelo come volete, ontoteologia, un toon, un essente. Riduce tutto all'essente, calcolabile, trasformabile, manipolabile, a portata di mano, e chi più ne ha più ne metta. Tecnica. Per cui, se metafisica è ontoteologia, la storia della metafisica si compie inesorabilmente con la scienza positivista, neopositivista. La filosofia prepara l'avvento della scienza. Quale scienza? Quella positivista, neopositivista, che riduce tutto all'essente. Perché la metafisica sarebbe ontoteologia. La metafisica è la riduzione del theion, del theos a toon, all'essente. Questo schema è tutto da mettere in discussione. Per tutta la tradizione platonica in modo evidentissimo, perché in Platone, appunto, questo schema non si può in alcun modo considerare all'interno di questo schema il punto di vista platonico terminale,
la teleutaia idea, dice Platone, no? L'idea ultima, teleutaia idea, quella dell'agazon, del bene, che noi traduciamo come bene, che tematicamente è detta da Platone al di là di ogni determinazione di essenza. Parleremo, se abbiamo tempo, anche di questa idea e di come può essere declinata. Comunque è tematico che in Platone vi è una differenza tra l'agazon e l'ente, tematico. Quindi che vi è una che non si riduce affatto tutto all'ente. Ma anche per Aristotele è così. Aristotele è il paradigma per loro dell'ontoteologia, ma è completamente sbagliato. Filologicamente sbagliato. E secondo me la filosofia senza filologia non vale niente. E per forza. Filologia vuol dire amore del logos, e se il filosofo non ama il logos, che cos'è? Chi è? Quindi prima di tutto il filosofo deve fare, Wittgenstein eccetera, la sua bella analisi del linguaggio, mettere a posto i termini, dire cosa significano, igiene del linguaggio, sapere ciò che dice e quindi conoscere il significato dei termini che adopera. Allora, per Aristotele si dice paradigma ontoteologico per eccellenza, no? Perché che cos'è il motore immobile? Il sommo per Aristotele è un ente, certo, è una l'usia somma, usa il termine usia. Il cosmo aristotelico è tutto formato da usiai, cioè da essenti, è tutta una presenza di essenti. Usia proprio indica la presenza essenziale dell'essente. È tutta una presenza di essenti, il cosmo. E sommo ente è il motore immobile che Aristotele chiama nel XII libro Theos, Dio. E quindi ontoteologia perfetta, no? Non c'è altro che, non ci sono altro che essenti. Ma non è vero. Perché non è vero? Perché è vero che è un essente come gli altri, ma non assorbe e non riduce in sé affatto l'essere, niente affatto. Cioè è ente sommo semplicemente nella misura in cui è, per Aristotele, la causa del movimento di tutti gli enti. Lasciamo perdere poi se la causa è causa finale, ma la causa o causa motrice è la causa del movimento di tutti gli enti, punto, nient'altro. Quindi non riduce affatto in sé l'essere. Perché? Perché non è quell'ente che avendo in sé l'essere lo dona, lo dà, rende partecipi dell'essere gli altri enti. Quindi propriamente il paradigma ontoteologico vale soltanto per l'aristotelismo medievale, vale soltanto per la grande scolastica, vale per San Tommaso. Perché lì l'ente sommo non è soltanto la causa del movimento di tutti gli enti, ma è quell'ente che ha in sé l'essere, quindi certo che riduce in sé l'essere, e allora vale il paradigma ontoteologico, riduce in sé l'essere. Mentre per Aristotele l'ente sommo ha l'essere esattamente come tutti gli altri, cioè non lo ha come tutti gli altri. Non c'è, l'essere trascende in Aristotele l'usia, ma non solo. Allora veniamo un po' alla navigazione metafisica e dal significato che esso ha. La metafisica di Aristotele, lasciamo perdere, è noto a tutti, cioè non ha nessun significato. Adesso parliamo di un altro mondo. Zero. Cioè è semplicemente i libri che nell'ordinamento alessandrino seguono ai libri dedicati alla fisica, perché? Perché appunto nell'ambito dei libri dedicati alla fisica Aristotele non aveva indicato la causa del movimento di tutti gli enti.
la causa, per indagare la causa del movimento di tutti gli enti, l'interrogazione doveva continuare e proseguire fino all'individuazione di quell'ente sommo che non è oggetto della fisica, perché la fisica spiega soltanto il movimento degli enti, ma non la loro causa. Quindi in qualche modo metafisica vale anche come oltre la fisica, ma unicamente in questo senso preciso. Per il resto riassume dentro di sé principi di carattere logico, principio di non contraddizione, eccetera, eccetera, e svolge il discorso intorno all'essente, perché metafisica è: consideriamo l'essente in quanto essente, non l'essente in quanto pianta, in quanto minerale, no, l'essente in quanto essente. Quindi non si trascende di una virgola l'ambito dell'essente. Nella metafisica, per un verso, si indaga quella physis, quella natura diversa dalla nostra, che riguarda quei corpi e quell'ente sommo che sono causa del movimento degli essenti. Diceva Aristotele, vi sono due nature, no? La nostra natura, sarebbe detto sublunare, è la natura che è propria di quei corpi che sono eterni, che sono dotati alcuni di un movimento regolarissimo, eccetera, eccetera, fino all'ente sommo. Questo è lo schema cosmologico aristotelico, che dura sostanzialmente intatto con varie critiche interne fino alla rivoluzione scientifica, dove crolla questa grande immagine del cosmo aristotelico, costruito secondo una gerarchia di essenti, nessuno dei quali ha in sé l'essere. Ognuno ha il proprio essere, la propria natura, e allora si interroga l'essente. La faccio breve. Dove si conclude questa interrogazione sull'essente? L'essente può essere predicato, dice Aristotele, in tanti modi, pollakos legetai, no? In tanti modi si predica l'essente, eccetera, eccetera. Ma come si può predicare alla fine? Qual è la predicazione ultima dell'essente? Si interroga l'essente, in quanti modi posso predicarlo, eccetera, eccetera. Ma poi si giunge ad una definizione ultima, che non è una definizione, e sulla quale gli interpreti spesso sorvolano. E invece è quella fondamentale per Aristotele, l'ultima, che i latini tradurranno con quidditas, la quiddità dell'essente. E in greco l'espressione enigmatica è to ti en einai. L'essente è ciò che l'essere era, to ti en imperfetto einai. Che vuol dire? Che per determinare e definire l'essente dovrei conoscerne, dovrei interrogarne tutta la sua provenienza, ciò che era, tutta la sua provenienza. Da dove? Da dove? Da dove proviene l'essente? In base alla sua provenienza, l'essente che ho di fronte è quello che è, ogni essente. Se voglio definire l'essente secondo se stesso, secondo quello che lui propriamente è, dovrei saperne tutta la sua provenienza. Dovrei risalire causa dopo causa alla sua causa. È logico. Aristotele dice, questa è la definizione dell'essente katauto, secondo se stesso. Secondo se stesso. Perché le altre definizioni di Aristotele non erano secondo se stesso, no? Tutte le altre determinazioni sono secondo prosti, secondo altro. Quando noi definiamo qualcosa, cosa facciamo? Ogni
Ogni definizione logica che cosa fa? Mette questo essente in relazione ad altro. Per definire questo libro lo metto in relazione a questo tavolo, lo metto in relazione a lui che lo ha in mano, lo metto in relazione a ciò di cui è costruito, dico è fatto di carta, eccetera, eccetera. Come faccio a definire un essente se non prosti, riferendolo ad altro? Sì, dice Aristotele, ma non l'ho con questo definito katauto. Perché? Ma è evidente, perché questo essente, questo singolo essente, questo singolo capello che hai nella testa, è se stesso, è singolo, è singolo. Ogni essente che ci compare davanti, ogni essente che appare, è singolo. E quindi la definizione dell'essente dovrebbe essere katauto alla fine. Ma per definire qualcosa katauto dovrei risalire alla sua causa, dovrei definirne la provenienza. Quindi dice Aristotele alla fine, questo non è una definizione, ma si tiene aperta questa. È fondamentale questa definizione, non definizione ultima, perché significa che cosa? Che l'essente, ogni essente, è per sua natura, ed è la parola chiave, a mio avviso, della metafisica di Aristotele, è per sua natura, dice Aristotele, un aporumenon, aporia. È qualcosa di fronte a cui io sono sempre in aporia. È qualcosa di fronte a cui più vado indagandolo e più vado definendolo, mai ne raggiungerò che cosa? La singolarità. Quindi di fronte all'essente io sono costantemente in aporia. Ed è la situazione di una pagina centrale, un passo centrale del Sofista di Platone, che guarda caso appunto è Exergo di Sein und Zeit di Heidegger. Credavamo giunti fin qui, dice l'Eleate, lo straniero, credevamo giunti fin qui di aver detto, di aver ben definito che cosa sia toon, l'essente, e invece ci troviamo in aporia. E ci troviamo sempre in aporia di fronte all'essente. Perché l'essente ha una quidditas che è inattingibile. L'essente è inesauribile, cioè l'indagine dell'essente è inesauribile perché ne è inattingibile la quidditas. Ma questo per cui noi siamo sempre di fronte all'essente cercandone la ragione d'essere, la ragione sufficiente, siamo sempre in una condizione di aporia o di insufficienza rispetto, potremmo dire, anche alla complessità dell'essente, no? Da dove viene, dove è destinato. Ogni essente ha la sua provenienza e la sua destinazione. In questa situazione noi ci troviamo come filosofi e come scienziati no, ma certamente anche come scienziati, e mai quanto nella scienza contemporanea. Che cos'è il grande principio di indeterminazione? Che cosa dice essenzialmente, in modo semplice che tutti possano capire? Che nessun effetto è assolutamente determinato dalla catena delle sue cause. Io posso stabilire tutte le cause, ma l'effetto è qualcosa di più. L'effetto ha una propria singolarità rispetto a ogni catena di cause che io possa avere determinato con assoluta esattezza. L'effetto è un altro rispetto alla catena delle cause.
ha una singolarità che lo rende irriducibile ad ogni principio di causalità inteso in senso deterministico e meccanicistico. Quindi questa idea fondamentale della metafisica correttamente intesa, l'essente è un aporumenon che richiede una costante interrogazione, di fronte a cui io sono costantemente in aporia, ed è una navigazione verso il kazautò che non si esaurirà mai, questa idea è un'idea che si ritrova potentemente nella interrogazione scientifica contemporanea. Base, e dopo c'è la filosofia, certo, c'è la filosofia. Stabilito questo denominatore comune, che a mio avviso è un denominatore comune fortissimo, c'è la filosofia. E la filosofia cosa indagherà? Indagherà il bene. Il bene. E che cos'è il bene? Ma il bene è il rapporto tra l'essente che siamo, tra il conoscente, direbbero i classici, e il conosciuto. Questa relazione è bene. Il bene è questo. Il bene inteso in senso proprio logico è questo, no? Chi può spiegarlo? Si dà, ma c'è qualcuno che possa spiegare la ragione per cui c'è una armonia possibile tra il mio vedere, considerare l'essente e la struttura dell'essente? È bene che vi sia, sì, è bene che vi sia, ma può essere spiegato, può essere ridotto ad una ragione. Cosa tendo? Tendo costantemente a manifestare nel modo più consistente questa relazione. Questo faccio. Ma posso determinare la ragione per cui esiste questa relazione? Non posso determinarla questa ragione. È al di là di ogni possibile determinazione di essenza. Epekene tes usias. È bene. E a questo bene siamo diretti, no? Siamo diretti, la nostra prospettiva, anzi le nostre prospettive, diverse prospettive, filosofiche, scientifiche, ma potrei dire anche artistiche, no? Sono dirette verso questo bene, sono proiettate per vie diversi, per cammini diversi verso questo bene, a manifestare questo bene, vedi, è bene, a manifestarlo, phenomenon, phos, luce, a metterlo in luce, a mettere in luce questo straordinario darsi di una armonia tra conoscente e conosciuto. E questo in parte è anche la spiegazione che Heidegger dà dell'agathon platonico. Perché allora a questo punto condividere l'idea husserliana? Proviamo appunto a ragionare un po' su questo. Se quanto si è detto finora è abbastanza chiaro. Perché? Perché dallo spirito della filosofia, cos'è questo spirito? Questo spirito che anima filosofia e scienza. Perché è così importante per Husserl? Perché c'ha a che fare davvero con la rinascita d'Europa. Proviamo un po' a riflettere su quanto abbiamo brevemente detto. Se questa prospettiva cessa, finisce, muore, non muore soltanto la filosofia. La filosofia ovviamente è finita se non difende questa prospettiva. Se la filosofia cessa di essere un atteggiamento complessivo nei confronti dell'essente,
e si riduce a mestiere o a insieme di mestieri particolari e cessa di agitare il problema dell'essente come ostacolo e come aporia continua da svolgere, da sviluppare, di apporre. La filosofia ovviamente è finita. Ma cosa c'entra? La filosofia è finita, ma perché dovrebbe finire l'Europa? La filosofia non ha più giustificazione, ma cosa c'entra con l'Europa? Ci si potrebbe chiedere, no? No, c'entra con l'Europa. Perché? Perché se viene meno la filosofia nel senso che ho appena detto, nel senso di questa ricerca ostinata di collegamento tra il fenomeno nella sua fisicità e il fenomeno come ciò che richiede sempre ulteriore interrogazione. Ovverosia, se cessa di essere la ricerca di ciò che collega l'immediatamente osservabile, toccabile, manipolabile, con l'inosservabile, con l'invisibile, perché nella sua singolarità questo nasconde il fenomeno, nasconde la sua provenienza e nasconde la sua destinazione. Eppure ogni essente ha provenienza e ha destinazione. Allora, se la filosofia è resa inutile e non interroga più in questo senso, viene meno appunto l'interrogazione intorno a questa relazione, cioè tutto si riduce al campo del immediatamente fenomenico. Ma venendo meno l'interrogazione di cui dicevo, viene meno anche quell'interrogazione che riguarda la connessione tra i diversi saperi. Viene meno la connessione tra i diversi saperi, la ricerca di ciò che accomuna, dello xinon, del comune tra i diversi saperi, che è il tema da cui sono partito. Viene meno quello. Quindi solo saperi astrattamente specialistici, nessuna comunicazione reale tra i diversi saperi. Lo specialismo è astratto per definizione, no? È evidente. Lo specialismo, ogni specialista giustamente deve astrarre dal tutto, quindi tecnicamente si tratta di un'astrazione. Ma non è necessario che, ferma restando la necessità dell'astrazione, sussista anche comunicazione? In Europa così è stato. In Europa vi è comunicazione. L'Europa è la terra della comunicazione, del dialogos. Se viene meno ogni filosofein, se viene meno quella filosofia che è implicita anche nella stessa episteme, per i ragionamenti che ho fatto, viene meno appunto quello che è lo spirito d'Europa. Lo spirito del mettere in comunicazione, lo spirito del cercare la comunicazione, del cercare l'accordo, che non vuol dire andare nell'indistinto, nell'unum, ma esattamente l'opposto, cioè che ognuno è tanto più se stesso quanto più riesce ad essere in relazione con l'altro. Perché uno è tanto più se stesso quanto più è ricco di relazioni. E l'Europa nel mondo dovrebbe svolgere esattamente questo ruolo, mi pare, no? Ma non potrà mai svolgerlo se dimentica la filosofia. Mai. Perché le scienze per loro natura vanno poi allo specialismo e all'astrattezza dello specialismo. Procedono in quella direzione quasi naturalmente se non richiamano dal loro interno, non perché un filosofo faccia la predica, dal loro interno la propria intrinseca filosoficità.
la loro intrinseca filosoficità. Questo è l'insegnamento da trarre dai grandi scienziati contemporanei. La loro non era una curiositas nei confronti della filosofia, era la consapevolezza del carattere filosofico e direi proprio metafisico del loro stesso lavoro. Quindi non solo concreta la metafisica in quanto tale per le ragioni che ho detto, ma concretissimo anche il suo compito, io ritengo, il suo compito nell'Europa contemporanea, perché significa appunto richiamare e rimettere al centro della discussione la funzione, direi proprio comunicativa nel senso più pieno del termine che il logos europeo deve avere, deve assumere. E questa è filosofia, che non è l'amore per una sapienza che una volta che ce l'hai, lì stai seduto, tranquillo e così via, no? È interrogare tutto, la filosofia. È interrogare tutto. Non stare mai al già detto, al già fatto. Questo. E quindi questi sono gli specialismi, questi sono gli scienziati, bene. E partiamo da qui e vediamo come si sviluppa il nostro dialogo e vediamo se sviluppando il nostro dialogo tu stesso all'interno del tuo specialismo non ti arricchisci e non ti sviluppi e non sei migliore specialista attraverso questo confronto. Questa è la concretezza, direi, alla fine politica, nel senso più proprio del termine, di un atteggiamento filosofico-metafisico. Questa è la conseguenza politica. Richiamare l'Europa al suo ruolo. Un'Europa di puri specialismi, da un lato, e dall'altra parte di filosofia che è letteratura di secondo ordine, non va da nessuna parte. Abdica al ruolo che potrebbe avere, che è quello di presentarsi appunto sulla faccia della terra come appunto invece la terra del logos, ma del logos non nel senso della ricerca del fondamento su cui che io ho in mano la verità, del logos come ricerca e interrogazione continua, ricerca intorno all'essente come aporumenon, che ha in sé una inattingibilità che non sarà mai mio possesso, che non potrò mai possedere, avere. Il cuore di ogni essente è un inattingibile. E secondo me Wittgenstein è uno di quegli autori che lo sa meglio di altri. È tutto contro il neopositivismo Wittgenstein. Secondo me anche il trattato non ha niente a che vedere con il neopositivismo. Vi è un qualcosa di inattingibile nel mondo dell'essente. Non è niente. Vi sono soltanto, anche le ultime proposizioni del trattato, scusi un breve inciso per gli addetti ai lavori, le ultime proposizioni del trattato non vanno lette come appunto dicesse ci sono proposizioni dotate di senso, sono soltanto quelle delle scienze naturali e il resto è niente. Non dice questo. Dice il resto è ciò che conta dell'essente, e ciò che propriamente più conta dell'essente, e ciò che più propriamente conta dell'essente è inattingibile alla determinazione delle scienze naturali. Questo dice. Non c'è l'essente e il resto è niente. Ciò che conta è il kazautò, è l'essente secondo se stesso, è la sua singolarità, e questo non può essere determinato. E perché non può essere determinato con l'esattezza propria delle scienze, è niente. Quindi esiste soltanto ciò che è determinabile, trasformabile,
categorizzabile, comunicazione tra le due dimensioni, comunicazione tra le due prospettive. Questa è la concretezza che viene richiesta alla filosofia e che non è affatto separata e neanche diversa, direi, dalla concretezza propria delle scienze contemporanee. Mi fermerei qui. Bene, io ringrazio voi per il vostro tempo e Massimo Cacciari per essere stato qui con noi, grazie.